A Romano del Zelino si è molto legati alle antiche tradizioni, dove in ogni casa i bambini facevano i presepi. Ora quei bambini sono diventati adulti, ma hanno mantenuto questa passione per il presepe, il vero simbolo del Natale. E questo è quello che capita nel paese di Romano del Zelino a Natale, dove la sua buona gente prepara decine e decine di presepi in varie forme. Ecco la magia di questo tempo. Ecco Romano, il paese dei presepi. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Sì, stupore e meraviglia, proprio qui a Romano del Zelino. Sindaco, buongiorno. Ciao Ida, che bello ritrovarti. Romano, il paese dei presepi, sì, così è soprannominato questo bel paese, perché i presepi in tante forme. Effettivamente da 5 anni a questa parte la nostra comunità ha molto investito su recuperare questa tradizione, proprio per accompagnare il visitatore, ma prima di tutto la persona che crede, in quella che è la riscoperta della natività, per cui si sviluppa un percorso, anzi 2 percorsi che arrivano in tutto il paese per poi arrivare in un altro luogo magico. Quindi in questa fornace Panisson, lo diciamo bene per i nostri telespettatori, abbiamo una mostra che fa parte di un percorso, la strada dei presepi, giunto alla sua 5ª edizione, ma non è finita qui. Ma il presepio si costruisce anche in ogni contrada. Effettivamente è stata forse la cosa più importante di questi 5 anni, coinvolgere le contrade del Palio di Romano che ci hanno permesso di arrivare a sviluppare le proprie opere d'arte in 8 contrade del nostro territorio, e quindi chi viene a Romano va a scoprire degli angoli nascosti delle contrade e in questo modo riscopre non solo quella che è una parte storica del paese, ma anche la cultura che ci permea. E per finire la sorpresa di quest'anno torna la manifestazione del presepe vivente. Il presepe vivente è stata la grande novità di quest'anno. La volontà è stata quella di riproporre questa rappresentazione con i volontari che si sono messi in gioco nel rievocare la culla di tutte le nascite, e di conseguenza in Villa Negri chi verrà a Romano per 4 volte in quest'anno scoprirà anche che cosa vuol dire assistere al presepe e assistere alla nascita di Gesù. Immagino che siamo tutti curiosi di vedere tanto presepe e tanto Natale. Partiamo, Sindaco, assieme in questo nuovo viaggio qui a Romano del Zelino, il paese dei presepi. La nostra avventura alla scoperta dei presepi di Romano del Zelino dalla fornace Panisson, dove troviamo Luciano. Ciao Luciano. Ben arrivata. Grazie. Una mostra bellissima, un progetto partito 5 anni fa. Come? Sì, qui è stato un gruppo di amici con la passione per i presepi che ha deciso di portare avanti una tradizione. Quanti sono i presepi in mostra in questa fornace quest'anno? I presepi sono più di 90. Gli artisti? Gli artisti sono di vario genere, ci sono le scuole materne, ci sono degli appassionati e ci sono anche dei veri e veri autori. Degli artisti professionisti. E sono fatti in vari materiali: carta, legno, gesso. 2 piani di presepi da portare subito nelle case dei nostri telespettatori. Andiamo! Ecco uno dei presepi molto particolari, anche con una bella storia. Pensate che l'autore di questo presepe dormiva in una stazione con questa valigia. Esatto, questo signore qua all'età di 5 anni, i genitori lavoravano in Francia e nei vari spostamenti lui dormiva sopra questa valigia, e qua dietro c'è ancora lo stampo della testa del bambino. E lui ogni anno la prepara, questa Esatto. valigia, con questo bel presepe che è fatto di Terracotta.
Pensate che l'autore di questo presepe ha 86 anni, vero? Originario naturalmente di Romano, vive a Pove, molto particolare. In cosa è costruito? Esatto, questi sono tutti sassi incollati. Quindi sassi e graniglia. Guarda che lavoro. Tantissimo tempo e pazienza. Oh, che meraviglia, Luciano! E poi guardate là in fondo un presepe moderno fatto con i carillon. Bellissimo. Il trenino che passa. È un vero e proprio paese di Natale, proprio esatto. come Romano, il paese del Natale. Ti aspettavo, Ida! Grazie, bravo Natale. Io ho portato la letterina, la scrivo al momento. Mi mancava perché... solo la tua. Eccolo. Eccola qua. Caro Babbo Natale, sono stata buona. Perché i bambini cattivi li mando dalla Befana con il carbone. Ecco. E vorrei... Ida, posso imbucare? Eh sì, abbiamo la letterina per le lettere. Mi raccomando, babbo, io ti aspetto. Sai? Va bene. Tutti i bambini ti aspettano. Tutti, Passa io anche da aspetto quelli tutti. meno buoni. Fai un piacere a me. Va bene, passo da tutti, non ne dimentico uno. Ciao, babbo, grazie. Buon Natale a tutti. Ecco, sindaco, qui siamo in Contrà Carlessi, vero? Sì. La torre di Dante. Non poteva mancare la torre di Dante perché sappiamo che è uno dei nostri simboli. Questo è uno dei classici presepi che voi potrete trovare qui nelle Contrà di Romano d'Ezzelino. Vedete, sono tutti costruiti con dovizia di particolari, sono tutti fatti a mano e sembrano case vere. E voi non vedete la natività? Sì, perché è lì, nella greppia, nella stalla. Andiamo, sindaco. Ma guarda che spettacolo, gli aratri vecchi di una volta. Abbiamo sempre dei bellissimi pezzi d'antiquariato noi qua. Certo. E adesso andiamo in che Contrà? Contrà Farronati. Andiamo. E questo è il presepe di Contrà Farronati. Bellissimo progetto, quello dei presepi esterni. L'idea è nata nel 2020, proprio in piena pandemia, ed è partita l'idea del percorso. Inizialmente abbiamo coinvolto le contrade del Paglio, hanno tutte aderito ed sono partiti 8 presepi del percorso. L'anno successivo c'è stato il coinvolgimento di contradaioli e siamo passati da 8-9 presepi a quasi 20. Quest'anno siamo a oltre 30 presepi sparsi nelle contrade di Romano. Quindi una famiglia può venire a passeggiare qui a Romano d'Ezzelino, su e giù per le colline di Romano e trovare praticamente presepi in ogni angolo del paese. Vero. Ecco, questo è solo uno dei presepi bellissimi che voi potrete trovare qui a Romano d'Ezzelino. Certo. Questo è il presepio di Contrà Farronati, 15 anni di lavoro di Marino e Gioconda a realizzare questa meravigliosa opera. Ti saluto, piena di grazia. Chi sei? Il Signore è con te. Chi sei? Cosa vuoi da me? Non avere paura, Maria. Dio ti ha graziata. Concepirai un figlio. Lo chiamerai Gesù.
E così Maria parte, si unisce a una carovana che va in Giudea e dopo giorni di cammino arriva a casa di Zaccaria ed Elisabetta. E la stella, invece? Viene chiamata Shar. È babilonese? Significa re. Beh, che aspettiamo? Partiamo! Ti chiameremo Gesù e sarai nostro figlio per il tempo della vita e della morte e ti ameremo per sempre. Sindaco, ecco la manifestazione principe di Romano del Zellino, il presepe vivente che torna dopo tanti anni. 40 minuti di emozioni intense e sempre un tutto esaurito. Abbiamo avuto per la prima di domenica scorsa il pienone per tutte le repliche, ma soprattutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la comunità che ha partecipato, che ha diffuso la voce e che oggi, nonostante il maltempo, ha fatto tornare un sacco di persone. Qui siamo in mezzo ai figuranti del presepe vivente ed è a loro che tutti noi dobbiamo la nostra riconoscenza, perché dopo 11 anni sono tornati qui a Romano. Diamo, Ornella, qualche numero di questo grande lavoro. Noi vediamo lo spettacolo, ma il dietro le quinte è imponente. Allora, 12 persone recitanti, tra cui 11 bambini e altre 30 comparse. Ma quello che noi vediamo qui attorno a noi è un lavoro grande anche in termini di spettacolo vero e proprio. Abbiamo cominciato di teatro a settembre con le prove, con le recitazioni e tutto, con la costruzione del villaggio e con la sistemazione di tutto quanto. La costruzione del villaggio, sì, perché è stato pensato nei minimi particolari come era una volta. Beh, qui abbiamo la fortuna di essere sotto la barchessa di Villa Negri e di conseguenza aver ricreato quello che poteva essere l'ambientazione dell'epoca, ma soprattutto aver sfruttato questa bellezza per farla diventare la città di Nazareth e poi la città di Betlemme sono diventate due cose speciali, ma soprattutto spero che abbia fatto emozionare a sufficienza tutto il pubblico. Sindaco, portiamo i nostri auguri al nostro pubblico a casa per questa grande emozione. Beh, io direi di farli assieme a tutti i figuranti che sono qui con noi, di salutare tutti i telespettatori, ma soprattutto di augurare a tutti un buon Natale, un buon periodo di festività e soprattutto di poter vivere quello che è l'elemento base di tutte le nostre comunità, l'amore che ci permette di condividere con tutti gli altri la gioia di vivere. Qui, da Romano del Zellino, il paese dei presepi. Auguri!